Disturbing. L'interferenza. Stagione 2, numero 6. Ai microfoni e in video per Sme Radio, Rodolfo Calorio. Disturbing rappresenta la volontà di interferire proponendo un sound raramente fruibile alle nostre latitudini, le atmosfere melodiche, gli impianti ritmici e i patterns minimal riconducibili alla dicitura Berlin Sound, almeno così si usava chiamarlo nei circuiti discografici e clubbing in Europa nel decennio seguente la caduta del muro, sono l'energia dell'interferenza e l'ampiezza dell'onda sonora. Attraverso l'interferenza propongo quello che secondo me è il meglio tra i live e i DJ set nella Berlino che più da vicino conosco, avendo vissuto per anni ad Amburgo. O forse dovrei parlare della città che conoscevo, nell'ineluttabile passaggio del tempo e col limite delle costanti, ma oramai rarefatte, visite alla città tedesca. L'interferenza di questa notte è emessa dal quartiere di Neukölln, in Berlino. Gli apparecchi elettronici sono nelle mani di Dominique Friedrich.
È lunedì notte, sono le 21:08 all'orologio di Smell Radio. Questo lunedì notte, per farmi perdonare per il mese di assenza, ho pensato ad una puntata di Disturbing, ad un'interferenza particolare, completamente fuori tema, un'interferenza no sense. Questa notte non vi porterò in nessun luogo fisico della città di Berlino, anche se Berlino c'è nel sound di Dominique Friedrich. Questa notte voglio portarvi, cari followers di Radio Sme, voglio portarvi a ragionare sul concetto di verità.
Verità è una parola chiave della filosofia, un tema, che si è trasformato nel tempo. Molti sono gli interrogativi posti in rapporto alla verità. Che cos'è la verità? Vi è solo una verità o ve ne sono di molteplici? E se vi è la verità, possiamo realmente conoscerla oppure possiamo soltanto cercarla senza mai poter dire di averla trovata? Di che cosa parlo quando dico che una cosa è vera? Facciamo un esempio. Se dico Kant è un filosofo, perché posso dire che ciò è vero? Evidentemente perché la mia asserzione concorda con un determinato stato di cose. Vediamo inoltre che non è l'ente ad essere vero in sé, ma l'enunciazione che si confronta con questo o quell'ente. Nel Medioevo ciò veniva espresso con la formula latina veritas est adequato rei et intellectus sive enunciationis. L'essere vero di qualcosa è dunque il fatto che esso, in ciò che dice, concorda con la cosa o con gli stati di cose su cui dice qualcosa. In questo senso la verità risulta essere conformità con la cosa, concordanza con essa. Tuttavia, quando la proposizione si conforma ad uno stato di cose, quest'ultimo deve essere già dato, deve essere anticipatamente conosciuto, così come il fatto che so che Kant è un filosofo. Come potrebbe altrimenti l'affermazione conformarvisi? Quindi se mi state seguendo, che cosa vorrebbe dire? Quindi la verità si ritroverebbe ad essere una concordanza con qualcosa che anticipamente concorda con essa? Secondo me pochi di voi avranno capito fino adesso quello che voglio dire, ma è volutamente un intreulo, l'ho detto sin dall'inizio, oggi è una disturbing no sense. Però cercate di seguirmi in questo ragionamento filosofico, perché poi arriveremo a un punto terra-terra, che tutti saranno in grado di comprendere con agilità. Quindi se la verità nel Medioevo era la concordanza con qualcosa che anticipatamente si conosceva, c'è da dire però che l'essenza della verità si rivela molto più oscura e meno ovvia di quello che si credeva secoli fa, parlando di verità come concordanza.
Gli antichi greci usavano chiamare la verità con la parola svelatezza. Attenzione, svelatezza. Qualcosa di disvelato. Quindi, in senso privativo, qualcosa che non è più velata, a cui è stato tolto qualcosa. Per Hegel la verità non è un dato, un fatto o qualcosa di statico, ma un processo costantemente in divenire. Lo spirito umano è, in effetti, storico. La verità è dunque il processo del suo svolgimento e il risultato che ne consegue. Il vero è infatti l'intero, la totalità, secondo il filosofo tedesco. Sicuramente state cominciando a capire perché per un mese di Störing non è andata in onda. Stavo ragionando sulla verità, stavo studiando il concetto filosofico di verità.
E sì, miei cari listeners di Radio Sme, stanotte per questa 2.6, per questa interferenza numero 6 della seconda stagione, è così. Parlo del concetto della verità. E ci siamo lasciati nel precedente blocco con un interrogativo: che cosa sia la verità oggi nel 2021? Sentiamo questa parola quotidianamente. La verità, la verità, fra. E lì cominciano i problemi. Ognuno di coloro che dice la verità, fra, pensa di avere le risposte giuste in ogni situazione ed è inconsapevole di essere invece immerso nel piano del relativismo più assoluto. Altro che svelatezza in senso privativo di qualcosa di disvelato, altro che totalità. La verità oggi è del tutto relativa. Sul finire del XIX secolo, Friedrich Nietzsche, non Dominic Friedrich di stanotte che suona sotto le mie parole, negava già l'esistenza di una conoscenza disinteressata del mondo, poiché la scienza è dominio sulle cose. Attenzione a questo concetto, la scienza è dominio sulle cose. La conoscenza è perciò strumento che non guarda i fatti come ritenevano i positivisti, perché non ci sono fatti, come diceva Hegel, il dato certo, ma solo interpretazioni dei fatti stessi. La verità, amo. La conoscenza è ermeneutica, interpretazione, e la verità è affermazione della volontà di potenza e di dominio. Ecco perché certe volte, e da un certo punto di vista paradossalmente, è così difficile dire la verità a qualcuno. Questo set è perfetto per parlare del concetto di verità. Ed è solo una mia opinione. Dicevo, ecco perché paradossalmente, essendo la verità volontà di potenza e di dominio, è così difficile certe volte dire la verità a qualcuno, perché non è la verità che ci costa, non è disvelare, nel senso greco di cui prima. Quello che ci costa davvero fatica in certe situazioni è proprio il contrario, è svelare le nostre opinioni, rendere partecipe il prossimo dei nostri pensieri, soprattutto delle nostre scelte.
We are a creature of the night. Getting satisfied from the pleasure you gave us. Moving in your colors, flowing. La verità, amo. Facciamo un esempio cretino, ma comune più o meno a tutti noi, sarà capitato almeno una volta. Abbiamo una crush, ci stiamo sentendo e poi improvvisamente lei o lui non legge più i nostri messaggi. Oppure, ancor peggio, li legge ma poi sparisce. Che la storia non possa iniziare fra noi e la nostra crush non è la verità, ma è quello che sente la nostra crush, quello che vuole, oppure certe volte non sa neanche di volere. Questo è un altro problema, quell'indecisione comunque che non è verità, ma una cosa molto lontana dal concetto di verità. È egoismo. La nostra crush non risponde ai nostri messaggi perché quello che ha deciso non è la verità, ma qualcosa per cui sente una responsabilità che non ha voglia di affrontare. Questa volontà è il dominio, è la scelta. Non so quanti di voi mi abbiano seguito in questo lungo intreulo filosofico sul concetto di verità, ma il cerchio si chiude. Ogni parentesi aperta la chiudo. La stessa cosa farà Dominique Friedrich nel suo set che accompagna le mie parole strampalate di questo lunedì 8 febbraio. Abbiamo solo un modo di difenderci da questa verità che è dominio, sottrarci. Questa è la realtà sottesa alla verità.
together. 'Cause as a matter of fact, as we discovered on the train, tomorrow never happens. So you gotta, when you wanna hold somebody, you gotta hold them like it's the last minute of your life. You gotta hold. Cause someday, some way gonna come on your shoulders, babe. It's gonna feel too heavy. It's gonna weigh on you. It's gonna feel just like a oh, Dada. Questa è la realtà sottesa alla verità. Da quelli che ci spacciano la verità, inconsapevoli che sia la loro verità, possiamo fare una cosa: sottrarci. Questa è la realtà. Con il termine realtà, che sottende la verità, si intende in senso lato, in senso ampio, ciò che esiste effettivamente o che può esistere, di solito in contrasto con ciò che è apparente, illusorio, immaginario oppure fittizio. La realtà viene spesso, e la verità, anche contrapposta a qualcosa come i sogni. In senso proprio si intende il modo di essere delle cose in quanto esistono fuori dalla mente umana o indipendentemente da essa. E allora, miei cari amici di Radio SME, se mi avete seguito fino a questo 45esimo minuto di questa interferenza 2.6 per SME Radio, vedete, dobbiamo davvero in questo 2021, se non abbiamo già cominciato a farlo prima, dobbiamo davvero sottrarci a ciò che è apparente, illusorio, immaginario. I sogni non ve li voglio negare questa notte, ovvio. E quindi continuiamo a sognare con il sound di Dominic Friedrich. Berlinese di Neukölln, di Plattensee, il lago Platten, luogo di festini improvvisati durante la stagione primaverile e estiva e non certamente negli anni del coronavirus.
Sottraiamoci, cari listeners di Radio Sme, ai nostri crush, alle nostre crush che ci vogliono vendere la loro verità, inconsapevoli che sia soltanto la loro decisione, confondendo la realtà dei fatti, cioè che la storia non può funzionare, con una loro deliberata scelta, magari non appoggiata dall'altra parte. Sottraiamoci ai venditori di fumo. Sottraiamoci a chi non ha niente da dire. Rimarremmo praticamente soli se seguissimo questo dettame alla lettera. Ma il mio consiglio non è di rimanere soli, naturalmente, ma il consiglio è di sottrarci dal punto di vista emotivo a tutto ciò che davvero, nel senso che abbiamo compreso, forse, del senso vero e compreso della verità. Sul finire mi sono incartato anch'io, non so più che cosa stavo dicendo. Comunque, non posso neanche dire, spero che sia chiaro, perché sono consapevole che i testi di questa interferenza di oggi siano particolarmente astrusi.
Bene, miei cari listeners e viewers di Radio SME, gli ultimi 15 minuti di questo set di Dominique Friedrich, e quindi è il tempo di girarsi l'ultima paglia di questa interferenza 2.6.
Penultimo brano, se non ricordo male, del set di Dominic Friedrich. Mancano comunque 10 minuti, questo è un dato certo. Anzi, 10 minuti e 25 secondi. Questo per gli amanti della precisione come il sottoscritto, che però spesso si sbaglia, spacciando quegli sbagli per verità. Bene, prima di salutarvi, di darci appuntamento, se tutto va bene a questo punto, non so di cosa vi parlerò tra 2 lunedì, vi ricordo che dovete seguire Radio Sme su tutti i social per darci più forza, più spinta, più visibilità. Ci trovate su Instagram, ci trovate su Facebook, ci trovate sul nuovo canale su YouTube, forse sbarcheremo su Twitch a breve. C'è qualche contenuto anche su Mixcloud. Siamo ovunque, insomma. E voglio utilizzare quest'ultima parte dell'interferenza proprio per fare un appello a tutti i miei colleghi DJ. Questo ovviamente non è un periodo semplice per chi si occupa di musica, di cultura in genere, così come in altri comparti della nostra economia, anche se qua in questo caso si parla di un comparto culturale, sono in grande crisi. Io sono in grande crisi, i miei colleghi non suoniamo nei locali da quest'estate per i più fortunati, non abbiamo le possibilità di lavorare a teatro. Io per esempio curo le musiche per gli spettacoli teatrali e l'ultimo spettacolo è andato in scena a ottobre. È un periodo difficile, quindi questo fa perdere un po' di ispirazione, toglie anche un po' le energie per fare quello che ogni buon DJ fa nella ricerca, certe volte quotidiana. Quindi capisco che oltre ad essere un momento difficile dal punto di vista economico, è anche un momento difficile paradossalmente, avendo più tempo a disposizione per noi, è un momento difficile per dare spazio all'estero. E l'appello ai miei colleghi DJ è di tenere duro, di farsi forza. Il progetto SME Radio va avanti. Siamo un gruppo di amici, di conoscenti con tante idee comuni che vale la pena portare avanti. E la chiave, secondo me, del successo è che ognuno di noi dia il proprio apporto. In termini di presenza con i vostri DJ set, in termini di programmi radiofonici, all'origine dovevano essercene almeno altri 2 di programmi come il mio, invece solo di Störung è un programma in voce su Radio Sme. E mi dispiace, non godo di avere in questo senso i riflettori puntati, perché sono l'unico che fa un programma radio. Vorrei che si aggiungesse qualcun altro. Faccio un appello per esempio a chi la radio la conosce molto bene, la fa da molto prima di me e molto meglio di me, come Max Rigoli per esempio. Dai Max, inventati anche tu un format per Radio Sme. Quindi più che perdere tempo a condividere le cose, io sono molto poco social, lo devo ammettere, chiedo scusa ai miei colleghi, però più che condividere le cose, spingere, cerchiamo di aggiungere contenuti, perché l'importante non è il numero di persone che vanno poi a fruire di questi contenuti,
Non siamo Bob Sinclair o Sven Väth. L'importante è aver creato un'entità come Radio Sme che avrà pure il logo bianco e nero, ma che sotto questi due colori primari nasconde i colori della crew, del gruppo. E più colori ci sono e più l'arcobaleno sarà bello. In questa Disturbing orfana della pre-interferenza di For the Störung. Ma sto lavorando anche per tornare con nuovi ospiti per la pre-interferenza, per il prima dell'interferenza, tradotto letteralmente in tedesco Vor der Störung. Die Störung, l'interferenza è femminile in tedesco, ma in questo caso, trattandosi di complemento oggetto prima dell'interferenza, è una delle magie della lingua tedesca che adoro. Cambia il sesso la parola interferenza, da die diventa der, so vor der Störung oppure die Störung. Gli ultimi 3 minuti. Die letzte 3 Minuten. In questa Die Störung, chiusa la parentesi grammaticale tedesca, priva della Vor der Störung, abbiamo parlato del concetto di verità nei tempi. Dagli antichi greci al 2021, in un rapido excursus. Siamo davvero alle battute finali, cari ascoltatori e spettatori di Die Störung di Radio Sme. Vi do appuntamento tra 2 lunedì con la puntata 2.7. Manca un minuto alla fine di questo set. Da Rodolfo Calorio per questa notte è tutto, non mi rimane altro che augurarvi una gute Nacht.